Dal sole quasi estivo al freddo invernale, nel giro di pochi giorni la colonia di mercurio è scesa in maniera repentina e messi via prendisole e sandali siamo tornati ad indossare cappotti, maglioni e stivali. Tutto a colpa di una depressione che è il suo nucleo tra la Scandinavia e la Russia, che ha portato le temperature sotto la media stagionale, ha rivisto scendere copiosa la neve in montagna, mentre le città sono sferzate da pioggia e vento. Nel veneziano una tromba d'aria ha minacciato Pellestrina, mentre un violento acquazzone si è dibattuto tra Venezia e le isole. Maltempo che non ha disdegnato nemmeno la grandine, chicchi d'acqua gelata che hanno danneggiato a Chioggia intere coltivazioni di radicchio IGP, distrutte anche alcune serre. Un salto indietro meteorologico che secondo le indicazioni dell'ARPAF dovrebbe durare almeno fino a giovedì. Previsti rovesci in pianura e nevi in montagna con il termometro a Venezia che si attesserà tra i 6 e i 13 gradi. Maltempo ricordiamo che ha cominciato nel pomeriggio di Pasqua quando poco fuori dell'isola di Pellestrina si è formata una poderosa tromba d'aria che poi fortunatamente si è dissolta senza danni. Maltempo dopo il clou di martedì si farà meno intenso, ma che persisterà con nuvole e freddo anche nei prossimi giorni. Nonostante le precipitazioni di questi giorni e ore, rimane la grave carenza di disponibilità idrica in Veneto. La Regione Veneto, pertanto, con un'ordinanza del Presidente della Regione Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, che avrà validità da oggi al 15 maggio 2017, salvo modifica in base a quello che sarà l'andamento meteorologico.